Bella operazione desos carabinieri desa compagnia de Ottana e desu comando provinciale di Nugoro in sa guerra su possesso de armas clandestinas. In sintesi di un'operazione fatta in sartu de Noragugume, in località de Baccarzoso, sor militares che in sazudu desos cassadores de Sardigna, in intro de un'azienda hanno accattau 3 pistolas e muniziones e in un'altra perquisizione in un terrino comunale hanno accattau 2 fusiles e una pistola. Hanno vinas arrestau un giovane de Gavoi, Francesco Pira, de Dechenno Vannoso, allevatore dipendente dell'azienda de proprietà de Zuziu. Sos particolari des operazioni sono stati esplicaus custu manzano de su capitano Alessio Zanella, comandante desa compagnia di Ottana, in sintesi di una conferenza stampa. Arveschende a su 30 de Sant'Andria, sur militares hanno perquisius al locale dell'azienda. In fora hanno accattau bossolor de pistola, computando esa cucchina sur militares hanno accattau 3 pistolas in intro di una bustinedda de plastica. Paris a sas armas, sos carabinieri hanno accattau fino a sas cartuzzas. Pira chi non fitti in azienda, ma che sti sta un motivo per poter fare esa perquisizione, non atischiu itenarrere desas armas e sti stau arrestau e iutu a su carcere de massa, ma a disponimento desas autoridades giudiziarias. Sos carabinieri hanno chertorau totu su zassio a inghiriu des'azienda agricola e risindu un terrinu comunale hanno accattau una terusacchitu che in una doppietta a cannarmuzzas, una carabina a canna doppia, una pistola scazzacanes modificata che in 7 cartuzzas e 8 cartuzzas calibru seichi. Sas indagines de suris de Casteddus una certando da eue benin sas armas e si sono stadas impreadas pro carchire attu. È scapitau unu vatulezzu chi gettata benzina a su vocu in sa avvertenzia meridiana, ove sa compagnia aerea ha posto in mobilidade 1630 battor dipendentes, caionande sas protestas de sindacaux traballadores. Erir notte hanno posto vocu a 2 macchinas, una Peugeot desa compagnia aerea impreada da esa responsabile de sos affares generales e una Kimbikentor de propriedade desa responsabile desa gestione de su personale, collaborador istrinta de su direttore de su personale, Paolo Carcone. Sos agentes de su commissariato de Olbia e sos carabinieri de su reparto territoriale de Olbia hanno avviato sas indagines pro accertare come sono andata sas cosas, mancari siata belle sicuro che è un atto de minetta contra sos dirigente desa compagnia aerea in questo momento udilicu de confronto sindacale. Meridiana ha condannato diretto custar faina arlezzas, fattas apposta da persones e senza cussenzia, che offenden esistoria des'azienda, che in più de 50 annos non ha mai subiu attos goi graves. S'azienda condannata che sia comportamento violento e sta costazo de sus dipendentes suos. Si spera, si leghet in sa nota de Meridiana, este che si scoperchiat diretto chi l'ha fatto. Meridiana è sicura che tutta la comunità sociale e politica sarda a tabarrare a costaggio de sos traballadores e de sos rappresentantes issoro, azzudandolos a parare fronte a questo momento udilicu, a garantire che l'azienda non tanchete e a sostenere sos traballadores. Duas chidar facete ba capitau nu primu vatu pacu de chile, una scanta spessone disconnottas a caniscuttu vari neovos contra sos equipaggios che vin intrando in servizio in Siscalo Olbiesu. Commo, custu vatu prur grave, chi depetesse scundennau dai tottu sos chi piccan parte a s'avvertenzia, chi depen barrare in sandala desa dialettica democratica e sindacale. Un'opera teatrale intitolata Il sogno di Franceschino, pro aumentare a Francesco Guiso Gallisai, pionieri desindustrializzazione nugoresa che intre sue XIX e sue XX seculos che ha fatto essere su territorio de Nugoro da una retradesa seculare a perinde l'isariana del sviluppo economico in Italia a pustir desa guerra. Un'opera scritta da esattore e regista Giovanni Carroni che ha proposto un adattamento libero de su libro Il barone delle industrie nuoresi de Paolo Vadda. S'opera è stata rappresentata a Sapado in Auditorium dell'Istituto dell'ITC Salvatore Esatta e è stata cherfia da esa Camera de Commerciu de Nugoro, prova che sconnoscher Sorzovanos a maniera particolare a sos studenti nugoresos chi eviti Francesco Guiso Gallisai e iti ha fatto. A sa rappresentazione hanno partecipato Agostino Cicalò, presidente desa Camera de Commerciu, Paolo Vadda che ha scritto su libro, s'editore Carlo Delfino. Grazie a sa bravura de sos attori
attore della compagnia Bocche Teatro, Giovanni Carroni, Antonio Cualbu, Monica Corimbi, Monica Farina, Andrea Carroni, s'opera fa che biere sa volontà de Franzischinu, incoraggiato da esa mama, donna Antonia, de che va che rissire in ugore su territorio suo da su ritardo in si sviluppo. Un'economia agropastorale sempre uguale in sossecoloso, ma Francisco aia cominciato prima un'esportazione de carbone, a pustisi aia fraveccao un'umulina a papore, su pastificciu, sa centrale elettrica che battia tasa modernidade a una trentina de biddas a furriu de Nugoro, un ubisu imprenditoriale che naschiata da esa realtà de su pastorio e de su massariu, ma che pompiava ta caras industria. Un imprenditore che aia fatto pur fortuna forzis investindo in Lombardia, in Piemonte o mancari in estero, commentes un facenne medas imprenditore modernoso provughire a sa burocrazia e a sa stassasa, ma che invece sa ti separao di abbarrare in Nugoro. Su sogno de Franceschino podet esser duncasa un messaggio de speranza pro chiede per ti separare te vaccheri in su venidore e uno cussizzu pro si sviluppo economico de su territorio nostro, ube agroalimentare e industria depen andare a manutenta pompiande a sormercauso esteroso e istranzoso. Fa che sconnoscere a sos studenti nugoresos sa poetica e sa opera de Bustiano Usatta, de su cale Zappadu s'unistaor celebrao soschentannoso da esa morte. Custa sa punna de ese eventu vatto custu manzano in sa biblioteca Satta de Nugoro che ha ospitao sa lettura canno si tene bentu esprezisu ventulare, promoviu de sa amministrazione comunale in s'ambitu de sa celebrazione de s'annu usattiano e curao da su sozio culturale i segni delle radici. Sos protagonistas s'unistaoso, sos studenti de sull'Istituto Superiore Nugoresoso, chi ghiaor da esatore e regista Gavino Poddiga han interpretau poesiasa e ateroso iscrittoso de su poeta nugoresu. In su girone G de Serie D custa chida toccata de mentovare sa valentia de su Nugoro, chi ha firmao che in unu pareggiu 1-1 sa prima in classifica sa Lupa Castelli, chi vinza sa comma ha vinto 8 partite in fila a pare. Su Nugoro este resistiu a recuperare si svantaggio e in accabu de partite ormai non binchia puru. Seconda che in 29 puntos a batto spunto de distanza da esa prima beste sa Viterbese chi ha vinto 2-0 che in Saprilia. Sostia mare a pareggiao che in Zaretes che in su Budoni e a barrata in su Zassu ispareggioso, male pro su San Cesario che ha perdiu che in su Fondi 2-1, come tadè per giocare che in su Nugoro e su Nugoro tadè per dare cara e boccare Sazza pro vincere. Si chi ti andare bene su Sora, all'Acana e in su Zassu de su ispareggioso, Solbia a pustir de ais perdiu che in su Nugoro ha vinto 2 partite in fila a pare come estesa formazione sarda che ha tasa menzus posizione in classifica. Solgadureso han vinto 3-1 che in su Cinzia. Seconda vinchide in fila a pare pro Zarzachena che ha vinto 3-2 che in Isola Liri, Suselargiu Puru, Sichiti arziare in classifica, vincende 2-1 che in su Palestrina, Tancammusu che in sa partia intre Terracina e Astrea accabada 2-1 pro sos ospitese.